avevamo avuto confidenze che alcuni giovani, tra cui studenti delle scuole superiori, andavano a Mestre, in particolare a Marghera, da un extracomunitario ad acquistare eroina. In questo caso il servizio è stato positivo, l'abbiamo arrestato e quindi l'abbiamo tolto dalla strada, adesso è in carcere e quindi abbiamo tagliato sicuramente un flusso di droga verso il comprensorio vittoriese. Un dato preoccupante è quello che riguarda la diffusione di droghe pesanti tra gli studenti delle scuole superiori del Vittoriese. Lo testimonia l'operazione conclusa dai carabinieri proprio nel giorno dell'inizio dell'anno scolastico, con l'arresto di uno spacciatore nordafricano di eroina. I ragazzi del comprensorio di Vittorio Veneto, per acquistare la droga, andavano da Vittorio fino a Marghera, piazza dove il pusher prediligeva esercitare la sua attività. I militari hanno dovuto stringere i tempi dell'operazione proprio perché l'algerino trentenne, grazie al passaparola, stava diventando sempre di più il punto di riferimento dei giovanissimi per l'acquisto dell'eroina. Eroina che, hanno appurato i carabinieri durante le indagini, i ragazzi non fumavano ma si iniettavano direttamente in vena. La circostanza ha spinto le forze dell'ordine ad effettuare anche un'attività di prevenzione presso le scuole, a partire proprio da oggi. Da qualche giorno stavamo monitorando il fenomeno legato alla droga nei giovani, in particolare oggi abbiamo dato anche una risposta a livello preventivo nelle scuole superiori di tutta la provincia di Treviso, per cercare di far vedere ai giovani che i carabinieri sono presenti.